qui alla mia destra Stefano Barbieri, con cui voglio concludere, ecco, questa giornata. Sostanzialmente lui, come vi ho detto, è a capo della realtà formativa di Veneto Agricoltura, quindi va detto, ecco, lo dico adesso a fine giornata, che guardate che veramente Valle Vecchia è un'azienda di eccellenza, vengono addirittura gli israeliani a visitarla, e quindi loro che sono i maestri della goccia, certamente ecco, questa visita la dice lunga sulle sperimentazioni che vengono condotte qui. Detto questo, vorrei sapere, ecco, quali sono i prossimi appuntamenti formativi. Assolutamente, allora il ciclo delle GIP, come le abbiamo chiamate, giornate per l'irrigazione di precisione, si conclude il 22 di luglio nella nostra azienda dimostrativa e sperimentale di Sasserami, ancora con una giornata dedicata a queste tecnologie, queste tecniche. Ci vedremo lì e sarà solo una giornata online. Questa mattina abbiamo avuto quello che chi ci ha seguito questo pomeriggio in streaming è stato fatto questa mattina per decine di persone che sono venute qui di persona, appunto, a vedere direttamente ed incontrare le ditte e vedere le prove. Poi abbiamo fatto questa lunga diretta questo pomeriggio, e invece il 22 di luglio appunto ci diamo appuntamento sul nostro canale Facebook dall'azienda Sasserami di Ceregnano, dove vedremo altre cose, vedremo altri impianti di irrigazione, e quindi concluderemo, diciamo, questa lunga maratona a tappe sull'irrigazione di precisione. Ecco, questa peraltro è una linea che Veneto Agricoltura ha assunto. Devo dire che l'agricoltura, lo ricordo per tutti quanti voi, è l'agenzia per innovazione nel settore primario della Regione Veneto, quindi Veneto Agricoltura deve fare innovazione sempre, e quindi anche da questo punto di vista nella divulgazione, nelle metodologie della divulgazione. Questa ormai non è più sperimentale, anche se, e così concludo ringraziando tutta la squadra che ha messo in piedi questa operazione. Tutto sommato sono 3 ore rotti di diretta e di attività formativa e di comunicazione e divulgazione. Dicevo, tutte queste iniziative servono veramente per aprire strade nuove, e soprattutto vieni qua Lorenzo, anche tu cortesemente, in questo caso è Lorenzo Benvenuti, perché anche lui, così chiudiamo con anche lui presente. Ecco, benissimo, così facciamo un po' capire, ecco, lui è stato importantissimo per noi, perché dietro, come vedete, ci sono tante persone, veramente tante, normalmente per fare queste cose se ne usano meno, ma siccome sono complesse è importante che le segnaliamo. Allora, dicevo, queste sono strade nuove che diventeranno sempre, però sicuramente sempre più usuali. Allora, quindi ringrazio Lorenzo Benvenuti, perché è un grande tecnico, perché ha gestito gran parte di tutto questo. Ringrazio Stefano Barbieri, perché è l'altra anima. Ringrazio Gaddo Cavenago, che, come ho detto, è, diciamo, negli uffici di Veneto Agricoltura nella sala di regia, ma giustamente ringrazio Lorenzo Andreotti e l'informatore agrario per anche il supporto che ci hanno dato. È importante anche che tutti i canali in qualche maniera si muovano uniti all'unisono per, appunto, far sapere. Ringrazio l'università e quindi i professori che in questi giorni ci hanno seguito. Ringrazio i collaboratori di Veneto Agricoltura, ma ringrazio Renzo Micheletto dell'ufficio stampa per il supporto importante. Ringrazio Beppe Vassallo, che è il gestore della telecamera, il nostro cameraman, e appunto, come ho già detto, Massimo Artusi. Loro sono di Epistream, questa realtà che ci ha aiutato a mettere in piedi tutto lo streaming. Poi devo ringraziare ovviamente Davide Misturini, poi devo ringraziare, ovviamente ho detto prima, il professor Marinello, ma devo ringraziare tutte le maestranze qui dell'azienda sperimentale di Valle Vecchia di Veneto Agricoltura, quindi con a capo chiaramente Lorenzo Furlan, ma è Francesco Fagotto e tutti gli altri colleghi che ci hanno aiutato. Non so se ho dimenticato qualcuno, ma ovviamente ci sono tante altre persone che fanno parte di questo grande team, che
per carità, ognuno per la sua parte, non è che abbiamo lavorato 20 giorni solo su questa roba qui, ecco, però voglio dire, per arrivare a questo è bene che tutti diano il loro contributo. Grazie a tutti, ecco, forse sentiamo tuoni in lontananza, quindi qualcuno ci dice che è ora di chiudere. Allora grazie a tutti, Mimmo Vita vi saluta, insieme a tutta la grande struttura di Veneto Agricoltura. L'appuntamento, come avete sentito, il giorno 22 luglio con la diretta. E poi la possibilità di rivedere tutto questo sul nostro canale YouTube, perché rimetteremo tutte queste immagini sia per intero che selezionate, sezionate per le varie ditte, per le varie tecniche mostrate, e quindi ci sarà la possibilità di un ulteriore riverbero di quanto che abbiamo visto oggi. Grazie ancora, arrivederci tutti, buona serata. Buona serata.